Ecco che condividiamo, stiamo condividendo lo schermo e andiamo invece all'evento del Siemen, i 50 anni al Centro di Cultura Contemporanea di Barcellona, nel quartiere del Raval. Qui in qualche zona dell'entrata c'è scritto, anzi direi a sinistra qui, dentro c'è scritto che l'ha voluto Maragall, questo centro di cultura contemporanea, il sindaco di Barcellona socialista, amico di Massimo Cacciari, che ha voluto nel quartiere di Raval, quartiere malfamato, quartiere cino, quartiere della prostituzione, ha voluto mettere la cultura e diciamo che sicuramente in questi giorni di Louis Vuitton Cup era veramente un gioiellino anche Raval. Ecco, vedete la celebrazione dell'anniversario dei 50 anni del Siemen, ecco che al teatro del Siemen, qui tra l'altro c'è Francesca Olivier, di spalle la vicepresidente del Siemen, eccola qui. Qui è, vedete, l'atrio, qui ci sono tutte sale così, poi si passa dopo questa piazza, praticamente si arriva in un'altra piazza che è la piazza del teatro, dove c'è il teatro e dove è stato sono stati celebrati i 50 anni del Siemen e dove è stato celebrato anche Aurelio Argemì, il fondatore del Siemen, morto il 1° aprile di quest'anno. Ecco, vedete, qui è il centro di cultura, qui a destra il centro di cultura contemporanea di Barcellona, e qui vedete l'edificio dell'importantissimo museo di cultura contemporanea, museo d'arte contemporanea di Barcellona, museo importantissimo nel quale ho visto una delle prime volte che sono stato a Barcellona, una mostra dedicata a Pasolini, a Pierpaolo Pasolini. Il legame tra Pierpaolo Pasolini e Barcellona l'abbiamo studiato l'anno scorso anche con Aurelio Argemì in vita e relatore al Comune di Casarsa in un'iniziativa di storia realizzata con il Centro Studi Pasolini, e Storia ha fatto il focus su tanti aspetti della vita di Pasolini, compresa la parte nella quale Pasolini, andando a Barcellona, ha sostenuto la poesia catalana, spiegando ai catalani come dovevano fare per proteggere la poesia catalana, che è una poesia molto più espressiva come lingua della poesia nazionale spagnola, diciamo, e poi anche ha trovato l'attore, diciamo, proprio in Catalogna, l'attore per il Cristo secondo Matteo, il Vangelo secondo Matteo. Ecco, ricordando sempre questa zona del Raval, ecco la libreria Central, sempre nel Raval, dove è una grandissima libreria, vedete, con corsi, anche un caffè interno, un giardino, una libreria nella quale qui ci sono i classici contemporanei. Qui vedremo il richiamo a Pasolini, ecco qui Pierpaolo Pasolini con la data di nascita e la data di morte come diciamo autore che è per i classici contemporanei. Ecco, qui non si vede molto bene, ma si vede nell'ingrandimento, ecco, il richiamo nei classici contemporanei alla figura di Pierpaolo Pasolini. E qui vedete libri che si possono trovare, oltre che di storia in generale, anche di relazioni internazionali, anche relativi alla cultura e alla politica e alla vita della nazione catalana, dove anche, vediamo, è una caratteristica che dobbiamo sottolineare, la non violenza dei catalani e del nazionalismo catalano. Ed ecco che
qui per esempio c'è un volume ETA contro Catalogna, è una cosa che non conoscevo, e cioè il fatto che l'ETA aveva attaccato la Catalogna perché si manteneva pacifica nel proprio nazionalismo. Ecco qui, e quindi di questo, del fatto di essere pacifici, non violenti, il Siemen ne ha fatto la propria cifra, ed ecco qui vediamo al teatro del Centro di Cultura Contemporanea del Siemen la coda per entrare al teatro per questa manifestazione. Ecco qui vedete il manifesto e il palco, qui siamo ancora prima dell'inizio, vediamo Oriol e Anne de Genève, la moglie di, qui c'è il palco, la moglie Anne de Genève di Aurélie Argemie, prima di iniziare. Qui vediamo le sorelle che non conoscevo, Lucia e Paquita di Aurélie Argemie. Qui vediamo dietro però anche il mio caro amico Marco Bozzer, che è stato il giornalista nonché compagno di stanza mio all'università, che mi ha fatto conoscere nel 2006 Aurélie Argemie, e da qui è partito tutto il collegamento che abbiamo realizzato come storia tra la Catalogna e il Friuli. Abbiamo fatto per 10 anni, adesso stiamo continuando in maniera soprattutto telematica, anche seguendo il concetto della Nation Digital che si può trovare nel libro di Aurélie Argemie, Il seme piantato, che stiamo cercando di aiutare per la traduzione anche in italiano, il libro di memorie di Aurélie Argemie. Ecco qui vediamo Carles Riera, uno dei successori anche di Aurélie Argemie alla presidenza del Siemen, ma anche un erede anche dal punto di vista dell'impegno politico e culturale. Diciamo che da giovane è stato presidente della CRIDA, un movimento molto importante per il Siemen e per l'intero movimento nazionalista catalano, sempre attività non violenta. Ricordo della CRIDA, per esempio, il fatto di aver lanciato decine di migliaia di aeroplanini all'aeroporto di Barcellona, perché l'aeroporto di Barcellona iniziasse ad avere scritte in catalano, e poi qualche atto, diciamo non violento, ma con qualche danno, di dipingere di blu il correo, le cassette, diciamo, della posta spagnola, cioè per segnalare come si potessero scrivere anche gli indirizzi in catalano e questi dovevano arrivare a destinazione anche se erano scritti in catalano. Ecco qui vediamo l'inizio delle celebrazioni il 6 settembre per i 50 anni del Siemen. La presentazione è stata data a Beo Doudou, una ghanese che ha studiato all'Università Autonoma di Catalogna e che ha diciamo presentato in maniera brillante, pur da ghanese, e quindi la valorizzazione anche delle minoranze non autoctone, vedete, da parte dei catalani, del Siemen e di Aurélie Argemie. Però tutti questi immigrati, diciamo, che sono coinvolti, che rappresentano diverse minoranze presenti a Barcellona e in Catalogna, parlano catalano, sono inclusi soprattutto con la lingua e con la cultura, e parlava un ottimo catalano, Bea. Ecco, qui vediamo il presidente David Minovies e Josep Rull, che si stanno avvicendando nel palco. Josep Rull è il presidente del Parlamento catalano, che ha presentato anche, diciamo, oltre che l'attività del Siemen, ha anche presentato un atto di ricordo, di commemorazione di Aurélie Argemie. Il presidente del Siemen, David Minovies, ha condotto anche lui la presentazione dell'attività del Siemen, ma soprattutto ha fatto le conclusioni, la relazione finale per ricordare il futuro di
del Yemen e il futuro anche della Catalogna, che è vicino per certi versi ad alcuni aspetti dell'Italia. Ecco qui vediamo David Minovies che parte ricordando l'esilio di Aurelio Argemì, e qui Josep Rull che ricorda anche lui momenti della vita di Josep Rull, presidente del Parlamento catalano. Ecco, vedete come è un momento istituzionale. Diciamo che a settembre del 2023, ne abbiamo parlato in un'altra trasmissione, a settembre del 2023 il presidente, l'allora presidente, perché adesso è cambiato, adesso c'è l'allora presidente indipendentista aragonés ha fatto una celebrazione dei 25 anni alla Generalitat della presentazione dei diritti linguistici alle Nazioni Unite con estensore Aurelio Argemì, e poi ha partecipato anche al funerale di Aurelio Argemì, il presidente catalano precedente di quello attuale, per pochi giorni, diciamo, e cioè aragonés. Adesso c'è ecco qui vedete il presidente Josep Rull. Ecco, nella storia che è stata descritta di Aurelio Argemì, ecco che è stata ricordata questa foto, e cioè Aurelio Argemì al centro insieme all'abate Scarré e a David Maria Turoldo. Ecco qui un altro collegamento che abbiamo sottolineato sempre al Centro Studi Pasolini l'anno scorso con Aurelio Argemì, che ha spiegato il legame tra il Friuli e Barcellona attraverso il collegamento tra l'abate Scarré e Turoldo e tra l'abate Scarré e Aurelio Argemì. Ecco qui vediamo Aurelio Argemì da giovane. Qui vediamo Aurelio Argemì in Irlanda con il presidente dell'Irlanda e altre importanti autorità. Quindi l'attività internazionale. Aurelio Argemì ha svolto un'attività, è conosciuto da tutte le minoranze linguistiche e nazionali, e quindi è un catalano internazionale, così l'ha definito Jordi Sánchez, l'ex presidente della Assemblea Nazionale Catalana, che ha 2 milioni di iscritti e che è un allievo anche lui, anche Jordi Sánchez, un allievo di Aurelio Argemì. Attività quindi internazionale. Ecco qui vediamo quindi Aurelio Argemì, un catalano internazionale. Qui vediamo Aurelio Argemì nel suo tavolo di lavoro dalla presidenza del Yemen con El País, quotidiano dal quale poi, che era abbonato a questo quotidiano al quale poi ha disdetto l'abbonamento con delle motivazioni, dicendo semplicemente che il País non rappresentava più tutte le posizioni relative alla Catalogna, ma solo quella diciamo che contestava la volontà di indipendenza. Ecco qui vediamo sempre un'attività internazionale di Aurelio Argemì, anche la cooperazione, l'aiuto alle minoranze e ai popoli poveri. Qui vediamo la conferenza mondiale dei diritti linguistici con Aurelio Argemì, eccolo qui, lo vedete al tavolo dei relatori. Qui un'altra manifestazione nella quale vediamo un protocollo per la garanzia dei diritti linguistici. Vediamo Aurelio Argemì e Maria Pilar García Negro, che è una sociolinguista catalana. Sono un po' più giovani di adesso. Ecco Aurelio Argemì alle Nazioni Unite a Ginevra quando presenta la Carta europea, la Carta non europea, ma la Carta dei diritti linguistici, la Carta dei diritti linguistici che viene proposta come materiale di lavoro alle Nazioni Unite. Qui vediamo Aurelio Argemì vicino alla Torre Akbar, nella catena umana della Catalogna. Ara es l'ora, ora è l'ora, nella maglietta, cioè dell'indipendenza. E qui vediamo Aurelio Argemì insieme a Anne de Genève, sua moglie per 40 anni. Qui vediamo Aurelio Argemì col legame col Friuli attraverso Storia,
qui lo vediamo Udine Estate con il sindaco e il sottoscritto. Qui vediamo sempre con l'allora presidente della Fontanini al premio, con anche qui il sottoscritto, al premio che è stato dato dalla provincia di Udine per l'aiuto alle minoranze linguistiche e anche alla minoranza friulana dalla provincia di Udine. Qui vediamo Aurelio Argemì insieme a un'iniziativa organizzata da Historia a Barcellona, all'Istituto de Studis Catalans, insieme a Argenter, al professor Argenter, grande cattedratico della cattedra UNESCO di Barcellona, Jaume Vernei Lobé, presidente del Consiglio delle Garanzie Statutarie e costituzionalista dell'Università di Tarragona, Aurelio Argemì e il sottoscritto, in una delle tante iniziative che abbiamo fatto a Barcellona per almeno 10 anni, quando avevamo i finanziamenti della regione. Adesso per un attacco che ci è stato fatto non ci sono più, noi continuiamo comunque sempre a spese proprie a realizzare collegamento tra la Catalogna e il Friuli. Ecco, qui vediamo in un'altra iniziativa aragonesca e dietro con Argemì e il presidente del Siemen nel 2023 a quell'atto di celebrazione dei 25 anni dei diritti linguistici. Ecco, qui lo vediamo Aragonés con Aurelio Argemì e con David Minovies, presidente del Siemen, che parlano prima di questa. Ecco, qui vediamo Carles Puigdemont che dà una onorificenza ad Aurelio Argemì, l'onorificenza la Crow dei San Giordi. Qui vediamo un'altra occasione, Aurelio Argemì insieme a il presidente dell'Arlef e al presidente della provincia di Pordenone. Qui vedete il sottoscritto che quest'anno ad aprile ha consegnato la lettera dell'assessore Roberti della regione Friuli Venezia Giulia, quindi un'attività istituzionale, saluto e di ricordo di Aurelio Argemì, di quello che ha fatto Aurelio Argemì per le minoranze, al presidente della Catalogna. Ecco qui Aragonés, ecco qui il sottoscritto che spiega queste cose. Vedete come si crea il rapporto istituzionale, ed ecco qui David Minovies, ne abbiamo già parlato. Qui vediamo Anne de Genève che parla di Aurelio Argemì e di alcuni suoi aspetti caratteriali. Qui vediamo anche un gruppo musicale che ha cantato in maniera molto ispirata delle canzoni a favore dei diritti linguistici e delle minoranze linguistiche. Qui vediamo Cesca Olivier, vicepresidente del Siemen, e qui vediamo Jordi Sanchez e soprattutto Carles Riera, che hanno espresso dei concetti molto importanti: la non violenza attiva, hanno il fatto di essere nazioni senza Stato, minorizzate normalmente da uno Stato, e della speranza che il Siemen ha avuto, e Aurelio Argemì, per l'Europa delle nazioni con la creazione del CONSEU. Infine Jordi Sanchez ha parlato di una non violenza che deriva dalla convinzione religiosa. La nation è sincera, è semplice e bisogna avere un atteggiamento istituzionale, ed ecco che Carles Riera ha poi segnato questo concetto di nazionalismo decomplessato che riesce a integrare le minoranze. Bene, ne parleremo anche in qualche altra occasione, nella prossima domenica. Buona domenica, alla prossima.